Seven nel numero di questa settimana. Economia, rapporto Svimez, Calabria e il Sud in generale verso la recessione. Visita del segretario della UIL. Lavoro e infrastrutture per far ripartire la Calabria. Sanità. C'è l'accordo sui precari tra Cotticelli, la Regione Calabria e i sindacati. La Regione Veneto aiuterà la Calabria a riorganizzare l'attività chirurgica. Trascorsi 7 giorni puntualmente arriviamo per cavalcare insieme a voi quella che poi è stata la caratterizzazione dei servizi, della notizia, dell'informazione che durante la settimana la nostra redazione giornalistica vi ha fornito, e quindi entrando nelle vostre case, raccontandovi i fatti in generale che riguardano la nazione e più in particolare per quello che riguarda la Regione Calabria. Parlando di Regione Calabria, aprendo questo nuovo numero di Seven, noi ovviamente registriamo il dato politico perché si andrà alle urne da qui a qualche minuto. Ed è chiaro che il risultato di questa tornata elettorale sarà anche un indicatore importante per ciò che potrebbe poi accadere successivamente in quella che è la data fissata del 26 gennaio per le nuove elezioni regionali, quindi per il rinnovo del Consiglio regionale e la Giunta regionale della Calabria, per capire chi amministrerà questa regione. Da questo punto di vista non si registrano novità. Oliverio continua la sua cavalcata, il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, dopo ovviamente il rinvio a giudizio, che non è una condanna, va detto, che quindi con un'udienza che si terrà il prossimo 6 aprile, continua a sostenere che lui andrà avanti per la sua strada e che nulla potrà da questo punto di vista creargli ostacolo, perché continuerà ad amministrare la città di Cosenza, ma vi è più. Continuerà nel suo desiderio di scendere in campo per quello che riguarda le elezioni regionali. Dalle altre parti, e quindi dagli altri schieramenti, nessuna novità per quello che riguarda poi il candidato ufficialmente del Movimento 5 Stelle, e quindi siamo in attesa di capire quali sono i giochi sullo scacchiere che determina la politica calabrese, che ci porterà a individuare qual è il candidato o i candidati, quali saranno soprattutto i programmi, perché la Calabria ha bisogno di progetti, di programmi per uscire da un pantano che ormai da troppo tempo la sta relegando agli ultimi posti in assoluto. E a questo punto c'è anche, con i primi due servizi, il rapporto annuale dello Svimez che dice che la Calabria e il Sud in generale è verso la recessione. Il rapporto Svimez stavolta boccia la Calabria e fornisce una previsione negativa per il futuro. Il panorama nazionale non è certo idilliaco, ma in un Sud che arranca, la nostra regione è davvero il caso limite. Il rapporto 2019 sull'economia del Mezzogiorno indica che dello 0,6% la variazione del PIL del Mezzogiorno registrata nel 2018. Si tratta di un valore di poco inferiore allo 0,9% osservato nelle regioni centro-settentrionali e in media nell'intero paese. Per il 2019 le stime della Svimez indicano che il Sud è a rischio recessione, meno 0,2% la variazione del PIL rispetto al 2018, mentre il PIL del centro-nord crescerà ma solo dello 0,3%. Su base regionale il rapporto Svimez 2019 indica che la Calabria è l'unica regione del Mezzogiorno a registrare nel 2018 una variazione negativa del PIL, meno 0,3%. In Abruzzo, Puglia e Sardegna si osserva una crescita più sostenuta, seguite dal Molise, dalla Basilicata, dalla Sicilia, mentre in Campania il PIL 2018 è invariato rispetto all'anno precedente. Il calo calabrese è dovuto per lo più ai risultati negativi del settore agricolo e dell'industria in senso stretto, dati che contrastano però con l'andamento positivo delle costruzioni che segnano un più 3,8% e anche dei servizi che registrano un più 0,9%. La riduzione del PIL calabrese nel 2018 frena l'inversione di tendenza che si era osservata nel 2015 in poi. Nel triennio 2015-2018 la Calabria infatti ha registrato una crescita del 2,1%. Il Paese non ha ancora recuperato gli effetti della crisi del 2008 e il ritardo è sostanziale in tutto il Mezzogiorno. In questo confronto pre-crisi, la Calabria registra una distanza del PIL di meno 12,3%, come in Campania è superiore a gran parte delle altre regioni del Sud. C'è un altro numero preoccupante. Dall'inizio del 2000 hanno lasciato il Mezzogiorno 2.015.000 residenti. La metà sono giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati, il 16% circa, si sono trasferiti all'estero.
La Svimez giudica utile il reddito di cittadinanza, ma sostiene che la povertà non si combatte solo con il contributo monetario. L'impatto del reddito sul mercato del lavoro è nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro. E mentre l'INPS fa sapere che sono 62.972 le domande per l'assegnazione del reddito di cittadinanza accolte in Calabria al 31 ottobre del 2019, sul totale delle 97.936 presentate da altrettanti richiedenti, lo Svimez bacchetta le politiche attuate perché dice non basta ad arginare la fuga dei giovani. Uno strumento efficace di lotta alla povertà, però ha mantenuto la cautela rispetto al fatto che la povertà non si cura soltanto con un trattamento monetario, ma è necessario mettere in moto riformare tutte le politiche di welfare. E dall'altro lato la Svimez ha ammonito i gestori del reddito di cittadinanza, quindi il governo in particolare, per il basso impatto occupazionale che il reddito di cittadinanza ha soprattutto nel sud, ed è abbastanza emblematico che lo dica la Svimez nella misura in cui afferma che nel sud il reddito di cittadinanza allontana le persone dal mercato del lavoro piuttosto che attirarle. Ma il rapporto annuale fotografa una situazione davvero drammatica per il sud del paese. Nel 2018 è l'unica regione che registra una riduzione delle PIL rispetto al 2017, e l'altro dato importante per la nostra regione è che rispetto al periodo pre-crisi la regione Calabria ha un PIL che è di circa 10 punti percentuali inferiore rispetto al dato del 2008. Cioè si parla di cifre eclatanti che segnalano appunto un forte declino della nostra regione. Servono politiche specifiche, puntare allo sviluppo perché il Mezzogiorno soffre anche di un forte svantaggio in termini di risorse. La Svimez dà delle ricette di politica economica, sta facendo una battaglia per un aumento degli investimenti ordinari dallo Stato centrale al Mezzogiorno, la cosiddetta clausola del 34% che potrebbe avere degli impatti positivi ovviamente sull'intera regione. Però si dibatte moltissimo su come utilizzare questi nuovi fondi addizionali che dovrebbero essere erogati a favore delle regioni meridionali, cioè se si fa leva su un modello di sviluppo basato sull'innovazione, che è quello che sta trainando un po' il cuore dell'Europa, o se si fa leva su una ridistribuzione un po' delle politiche di welfare che sono necessarie nella nostra regione e nel Mezzogiorno in particolare per garantire a tutti i cittadini il godimento dei diritti di cittadinanza. Ora, questa è una notizia che viene restituita a noi dalla cartolina inviataci dallo Svimez, che fa un'analisi dettagliata di quelle che poi sono le sofferenze che la nostra regione ha. Ovviamente ci sono dei dati parametrati negli ultimi 10 anni, ma soprattutto anche rispetto allo scorso anno, quindi al 2017, dal punto di vista proprio delle annualità di valutazione di impatto economico, e i dati sono assolutamente in recessione. Questo poi non combacia a volte con quelle che poi sono le spese che risultano essere migliorate, a ciò che dice la regione anche per quello che riguarda l'utilizzo dei fondi POR, quindi dei fondi comunitari. Quindi capiamo come può impattare e bisognerebbe capire dove esiste questo baco, questo buco che si crea perché non riusciamo a produrre lavoro, e soprattutto poi ci viene restituito l'altro dato, che il reddito di cittadinanza non sta aiutando la gente ad avvicinarsi al lavoro, ma che addirittura la lontana. Parlando di lavoro, passiamo con il prossimo servizio, perché è una notizia che ha conquistato l'attenzione dei media regionali, certamente, perché non solo quelli regionali, ma perché ci sono stati questi dipendenti di una catena di supermercati nota, perché anche internazionale, che con riferimento al negozio, quindi al punto vendita importante di Crotone, sono stati licenziati tramite un messaggio. Continua per l'appunto il presidio dei lavoratori dell'ex Carrefour di Crotone a difesa del proprio posto di lavoro. I 52 lavoratori del Carrefour Market di località Passo Vecchio a Crotone non mollano, continuano a presidiare il piazzale dell'esercizio commerciale. Sono qui dal 16 ottobre scorso, quando cioè sono stati licenziati, e sono pronti a spostare il loro sit-in a Roma al Ministero del Lavoro se il governo non prenderà in esame la loro vertenza. C'è questo incontro che ha organizzato l'onorevole Barbuto, stiamo cercando di accelerare perché qui il tempo stringe.
Passano i giorni, però non c'è nulla di concreto. Sono stanchi, stremati, delusi, sono stati mandati a casa con un SMS e così sono rimasti da un giorno all'altro senza lavoro e senza certezze, ma loro non si arrendono. Ecco cosa chiedono. Anzitutto che ci venga assegnato un ammortizzatore sociale, perché siamo, e lo voglio ricordare, 4 mesi ancora senza stipendio. Dopodiché cercheremo di contattare direttamente Carrefour Italia affinché, o qualche altro marchio, affinché rilevi questo punto vendita. Posti di lavoro quindi in sofferenza, che ormai in questo caso sono stati persi, e quindi c'è gente che prova a tutelare l'economia di se stesso, ma delle proprie famiglie ovviamente, ma anche di un territorio, perché i ragionamenti vanno fatti sempre a 360 gradi per ciò che riguarda il lavoro. Il miglioramento della situazione economica di una città è chiaro, è dovuto anche al numero di persone che possono avere un reddito garantito ogni fine mese, grazie anche al lavoro e alla professione che svolgono, perché ciò può migliorare l'economia assolutamente dei territori, ed è questo di cui noi ci preoccupiamo, supportando l'azione di questi dipendenti che sono rimasti senza lavoro. Sempre di ovviamente precariato e disagio si parla, perché la storia ha addirittura conquistato le pagine dei giornali nazionali, dell'informazione nazionale, perché è la storia di una signora, di una lavoratrice che si è trovata in enormi difficoltà. Ci sono 2 servizi che noi in questo momento vi proponiamo. Dopo mezzanotte la città di Cosenza si svuota, ma in una piazzetta di via Popilia potete trovare lei. Si chiama Grazia, ha 61 anni. Ha trovato un solo lavoro, fare le pulizie negli uffici della motorizzazione per conto di una ditta privata. Un lavoro di 2 ore al giorno, ma che si deve fare alle 5 del mattino. Ed è qui che nasce il problema. Grazia vive da sola nella zona universitaria di Rende, non guida e d'altronde non potrebbe sostenere i costi di un'auto. E così ogni notte prende l'ultimo pullman che collega Rende a Cosenza. Alle 12 un quarto. Grazia arriva in città in piena notte. All'1 meno 20 meno un quarto. E raggiunge questa panchina a poca distanza dal suo luogo di lavoro e qui resta in attesa. È perché devo aspettare l'orario che si fa per andare alla motorizzazione. Non dormo mai la notte. Sono stata avvicinata da parecchie gentaglia, extracomunitarie, è fermata pure la polizia, i carabinieri hanno voluto il documento. Ho pigliato pure una bronchite per stare fuori. Tutti questi sacrifici, sapete per quanto? 3,10, 3,20. Soldi che non bastano per vivere. Grazia ha cercato di farsi cambiare l'orario, ma l'azienda non è riuscita ad accogliere la sua richiesta. Io avevo chiesto di mettermi in un altro ufficio dove si lavorava di giorno. Dici che non hanno posto. Io alle 4 del mattino non ho il mezzo, perché prima io avevo un compagno che mi accompagnava e quindi sono venuta. Poi dopo il compagno mi ha lasciato e quindi io non ho come fare. Non ci stanno a fare la figura dei cattivi responsabili della Love Service che hanno dato lavoro alla signora Grazia Tripargoletti. Oggi sentiamo le loro ragioni e le mettiamo a confronto con le dichiarazioni che ci sono state fatte invece da Grazia. La vicenda, come vedrete, è molto controversa. Partiamo dai tempi, da quando è iniziata questa storia. Se ci sono stati dei problemi risalgono solo ed esclusivamente ad un ultimo circostanziato periodo, insomma di 10, 15, 20 giorni, voglio dire, niente di più. Quante notti in realtà è stata su quella panchina? Da giugno io ho dormito sulla panchina. Da giugno scorso? Da giugno 2019. Voi ad agosto avete anche cambiato il turno alla signora, poi a settembre non era possibile fare un orario diverso? No, assolutamente no, guardi, noi siamo comunque soggetti per organizzazione aziendale, organizzazione tecnico-professionale a stabilire dei turni, cosa che abbiamo fatto e concertato in assoluta tranquillità anche con la signora in riunione pre-inizio cantiere, abbiamo discusso dei turni e accettato, e la signora ha accettato senza remore alcuna e senza rimostranza il servizio e il turno assegnato. La signora, è giusto ricordarlo, non è stata licenziata, nonostante si sia anche assentata in maniera ingiustificata.
E dopo il breve periodo di settembre, dal 25 in poi, e un breve periodo di conforto di malattia, la signora a tutt'oggi risulta assente ingiustificata con comunicazione che le abbiamo inviata. Sì, sono assente ingiustificata perché se non mi cambiano il turno adesso ieri sera ho mandato il certificato medico che me l'ha fatto la guardia medica perché io sono caduta in depressione, io non posso più stare così. Cambiare il turno alla signora Grazia vorrebbe dire purtroppo danneggiare altri lavoratori. A parte il breve periodo di agosto nel quale gli è stato concesso il cambio turno, non abbiamo ritenuto opportuno andare oltre per andare a stravolgere quelli che potrebbero essere stati gli orari dei colleghi che comunque svolgono il servizio, il suo stesso servizio, ma che magari per sbarcare il lunario si adoperano e svolgono altri lavori umilmente. Quindi non è stato possibile fare cambi turni, ma è stato più volte spiegato alla signora, spiegato agli assistenti sindacali, ai rappresentanti legali, con i quali abbiamo sempre ed esclusivamente avuto un rapporto di cordialità e massima apertura. Lo si evince dal fatto che ad oggi non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale, e poi venire a conoscenza di tutta questa storia a noi ci dispiace, perché comunque il caso drammatico rimane, ma è una vicenda che non corrisponde al vero, che comunque non fa luce sulla verità, sulle problematiche serie che ci sono nel nostro territorio, ma che comunque non corrispondono nella maniera specifica a verità, insomma. L'informazione ha sposato la drammaticità del caso di questa signora di 61 anni che ha queste difficoltà logistiche e oggettive per potersi recare sul posto di lavoro, visto che non è automunita, ma d'altronde si è sentito anche il contraltare, quello dell'azienda. Pare che però, da ultime informazioni giunte in redazione, ieri c'era un incontro per arrivare ad un accordo, ma anche a un chiarimento tra le parti, e la stessa interessata però non ha presenziato a questo incontro, che era ovviamente con l'azienda che per l'appunto le dà il lavoro. È chiaro che ci sarà anche una questione di sindacati in mezzo, che chiariremo certamente nei prossimi servizi, ma ne saprete di più. E a proposito di sindacati, è arrivato in Calabria il segretario generale della UIL, che ha detto ovviamente che lavoro e infrastrutture necessitano per far ripartire la Calabria. Il precariato tela di Penelope per i sindacati alle prese con avvertenze e tensioni dei precari della sanità, nodo difficile da sciogliere che non poteva non essere affrontato questa mattina alla Mezzia Terme dal segretario generale della UIL Barbagallo. C'è un problema che riguarda tutto il pubblico impiego, a partire dalla sanità, dove si scontano che se mancano i medici è inutile fare intervenire l'esercito attraverso i sanitari dell'esercito, perché se continua così, se non si recuperano i turnover, avremo bisogno dell'ONU che intervenga nel nostro paese, la smettessero. Bisogna sanare tutti gli squilibri che sono stati fatti col precariato che si è creato nella pubblica amministrazione, scuola, sanità e quant'altro, e rimettere in moto i servizi che sono essenziali per il paese. L'incontro congiunto di CGIL, CISL e UIL in vista della manifestazione unitaria dei pensionati prevista al Circo Massimo a Roma il 16 novembre, dove saranno portate le emergenze calabresi. Abbiamo voluto fortemente la manifestazione in Calabria per dare un segnale preciso. La Calabria è una delle regioni più povere del nostro paese, ma ancora non si muovono, nonostante ci sono le elezioni, nei programmi e nelle attività che devono fare i governi non c'è ancora traccia di mettere le risorse per fare le infrastrutture che sono necessarie a una regione così arretrata, che non ha l'alta velocità. L'alta velocità si è fermata a Salerno, Cristo si è fermata a Debole, siamo nella stessa zona. Barbagallo parla e punta il dito contro chi ci governa, perché dice che uno dei problemi più importanti è certamente quello relativo al precariato che arriva dalla pubblica amministrazione, soprattutto alla mancanza di concorsi e soprattutto di nuove assunzioni. E certamente per quello che riguarda la sanità questo è un punto nodale, perché lo abbiamo detto negli scorsi numeri di Seven, parlando dei numeri che riguardano la sanità calabrese, dove pare manchino all'appello tra medici, personale paramedico, quindi OS, circa 5.000 unità per far funzionare a regime quelle che sono le ultime ASP rimaste attive, soprattutto con i presidi ospedalieri. A proposito di questo,
Pare che parlando di sanità e quindi di lavoro sia stato raggiunto un accordo sui precari tra Cotticelli, la Regione Calabria e anche i sindacati. È attorno a questo tavolo nel Dipartimento della Salute e delle Politiche Sanitarie a Catanzaro che si è trovata la quadratura del cerchio sulla vertenza degli idonei. Il documento porta alla firma in calce del commissario ad acta Saverio Cotticelli, del direttore del Dipartimento Antonio Belcastro e dei rappresentanti sindacali di CGIL, CISL, UIL e FIALS. L'intesa prevede che saranno coperti i posti per infermieri e operatori sociosanitari già autorizzati a tempo determinato e part-time e ancora non coperti con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time utilizzando la comune graduatoria dell'azienda ospedaliera Mater Domini e dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Quest'ultima da parte sua, si legge ancora nel documento, provvederà ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato attingendo dalle proprie graduatorie valide a tempo indeterminato un contingente di infermieri e OS corrispondente al numero delle stesse figure il cui contratto di lavoro è cessato il 1 settembre 2019. L'intento, dice Belcastro, è garantire i servizi. Se per garantire i servizi servono persone, dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti legittimi per far sì che queste persone possano lavorare al meglio nelle nostre aziende e garantire i servizi. Una situazione di cui, fa sapere il commissario, è stato informato anche il Ministro. Il Ministro è molto preoccupato di questa situazione e si è messo a disposizione con tutto il Ministero, dando a noi sul posto tutto il supporto necessario. Quindi noi siamo tranquilli che agiamo d'accordo con il Ministro. Ministri e ministeri, è una citazione quasi di benignana memoria relativamente a una fortunata pellicola. Speriamo che però qualcuno si ricordi che oltre il decreto trasformato in legge che continua a danneggiare la sanità calabrese, si cominci a indirizzare la nave nella giusta direzione, perché veramente non si può morire di una sanità che manca, perché mancano, è carente di strutture, di infrastrutture, è carente di personale e tante volte i problemi, bisogna anche dirlo, sono relativi a tutto ciò, perché nei punti di primo soccorso, perché manca il personale, perché mancano le ambulanze, tanti sono i problemi e soprattutto speriamo che ci sia un raddrizzamento proprio nell'azione di un governo centrale ma anche di quello regionale, che possono far uscire questa sanità dal commissariamento che niente di buono comunque in ogni caso ha portato. Parlando di sanità, arriva questa notizia direttamente dal governo centrale, perché pare che la Regione Veneto aiuterà la Calabria a programmare e riorganizzare l'attività chirurgica nella nostra regione. Il Veneto aiuterà la Calabria per la riorganizzazione delle attività chirurgiche. La notizia è di oggi. L'accordo approvato dalla Giunta Veneta ha come sottoscrittori il Ministero della Salute, la Regione Veneto scelta dallo stesso Ministero e l'azienda ospedaliera di Padova, che nella pratica dovrà risollevare le sorti dell'attività chirurgica per quello che in gergo si chiama setting assistenziale e complessità di cura del sistema sanitario calabrese in piano di rientro. Chi dal Veneto arriverà in Calabria per lavorare riceverà un rimborso spese documentate fino a un massimo di 200.000 euro. I tempi saranno celeri, si parte subito e l'efficienza del Nord-Est impone risultati entro 18 mesi, prorogabili di altri 6. Il presidente Luca Zaia parla di solidarietà concreta tra regioni. Abbiamo sempre detto, ha commentato, che le nostre buone pratiche sono a disposizione del Paese e delle regioni che necessitano di aiuto. L'impegno, ha concluso, è quello di fare il meglio per il futuro della sanità della regione Calabria, per i cittadini calabresi. Il Veneto si difende poi dall'accusa di lucrare sui viaggi della speranza, affermando di ricevere solo i rimborsi previsti dalla legge. Vedremo se dopo questo anno e mezzo di tutoraggio, con i bravi manager che arriveranno dall'azienda ospedaliera di Padova, riusciremo a diminuire il numero di pazienti che si rivolgono agli ospedali veneti per le cure.
Un accordo di programma per collaborare alla riorganizzazione dell'attività chirurgica della nostra regione grazie al supporto della Regione Veneto. Questo è quanto scelto dal Ministero della Salute, ma è ovvio che le reazioni, soprattutto da parte dell'Ordine dei Medici Calabresi, non sono state favorevoli. Sentite il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, che dice ben vengano gli accordi con altre regioni, ma non bastano a sopperire alle carenze se in Calabria mancano strutture, risorse umane ed economiche. La reazione istintiva a un progetto del genere è stata di un assoluto totale rifiuto, perché tutti conoscono episodi che sono ben diversi da questo attuale, completamente diversi da quello attuale, ma che noi abbiamo visto già dall'albore, poi abbiamo avuto conferma, essere stati un disastro per la Calabria. Per esempio cosiddetto l'accordo che era stato fatto col Bambino Gesù per quanto riguarda l'ortopedia, la chirurgia pediatrica e quant'altro, che aveva mortificato ed offeso i nostri operatori e di fatto coinvolgato meglio l'emigrazione sanitaria verso i debiti del Bambino Gesù, Allora, questo non c'entra niente con quello. Non ci dovrebbe essere proprio per niente il contatto fisico fra un medico veneto e un paziente calabrese in Calabria. Quindi non ci dovrebbe essere la possibilità di coinvolgere meglio l'emigrazione verso il Veneto. Anzi, per la verità, l'obiettivo è esattamente l'opposto. Accordi e comunque collaborazioni fra buone pratiche e pratiche magari da migliorare sono qualcosa di obbligatorio e di necessario. Molti, leggendo questo accordo, pensano che si tratta di un addestramento tecnico-chirurgico. Non c'entra niente, non stiamo parlando dell'addestramento della chirurgia in quanto tale, ma dell'organizzazione. Questo al fine di razionalizzare l'uso delle risorse, in particolare i tempi delle sale operatorie. Ora, attenzione, noi viviamo una realtà estremamente complessa e articolata, abbiamo delle carenze di organico, di risorse e di efficienza, senza le quali non ci sarà Veneto che tenga, organizzazione che tenga, che possa risolvere il problema. Oggi a 9 colonne sui giornali esiste l'accordo col Veneto, però viceversa si va a vedere che ancora non governa il ministro Speranza, non governa il commissario alla sanità, ma governa ancora una volta il MEF, dove blocca, il MEF sarebbe il Ministero del Tesoro sostanzialmente, la borsa, dove blocca ancora gli organici, blocca la possibilità di avere deroghe, blocca tutta una serie di possibilità e quindi di efficientamenti senza i quali ormai non abbiamo nessuna possibilità di risollevarci. Lucidissima analisi di Corcioni, che dice cosa c'è da imparare dal punto di vista dell'assetto organizzativo aziendale se in realtà le aziende sono al collasso, manca personale, mancano strutture, mancano gli investimenti per l'appunto in tali strutture. Questo è un messaggio chiaro e capiremo e vi daremo informazione circa ciò che avverrà dopo questa decisione di mandare ovviamente il personale professionale del Veneto a cercare di integrare l'organizzazione della sanità nel comparto chirurgico della nostra regione, quindi della Calabria. Siamo giunti al termine, ovviamente prima di lasciarvi vi salutiamo, vi consigliamo di restare sul 10, questo è Tenne, il canale dell'informazione al 90% durante la nostra giornata. Noi ci prodighiamo e facciamo di tutto per darvi le notizie, per darvi ovviamente trasmissioni di approfondimento relativi a tantissimi termini e tematiche che riguardano la nostra vita, quella del vivere in questa regione sotto tutti quanti gli aspetti socio e culturali. Per chiudere con il nostro invito culturale abbiamo annunciato a più riprese la ripartenza delle stagioni del Teatro Rendano di Cosenza, ma anche della nuova stagione che fanno al Garden di Rende, ma così come tante altre programmazioni che avvengono in lungo e largo per la nostra regione. Bene, il prossimo 18 e 19 riparte con l'anteprima la stagione teatrale del Teatro Auditorium Unical con un grande pezzo di teatro, L'onore perduto di Caterina Blum, la nuova produzione del Teatro Rossetti,
del Friuli Venezia Giulia, con una regia importante che è quella di Franco Però, che vedrà protagonista assieme ad una compagnia di altri 10 attori l'attore di origini calabrese che è uno degli attori più amati anche nel piccolo scherzo e nel grande schermo, che è Peppino Mazzotta, per l'appunto originario di Domanico. Quindi un'anteprima di stagione con un grande titolo, un grande cast, una grande regia e soprattutto un grande protagonista. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso canale, stessa rete, stesso orario. Questo è Seven, la raccolta delle informazioni della settimana su Ten.